Oggi è domenica 24 settembre 2023. Il sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 18:54. La luna sorge alle 5:04 e cala alle 18:33. Oggi è il giorno di San Gerardo. Il nome Gerardo ha origine tedesca e significa forte nel lanciare il dardo. Il suo numero fortunato è l'8, il colore l'arancio, la pietra il berillo e il metallo il rame. Quante volte, spinti dalla pigrizia, lasciamo il letto così com'è e non facciamo nemmeno arieggiare la stanza? Sbagliato! Oltre a spalancare le finestre tutte le mattine, il consiglio della nonna è quello di tenere aperte appunto le finestre per qualche minuto anche prima di coricarci. La temperatura ideale per un buon riposo si aggira tra i 15 e i 17 gradi. Festeggia 69 anni Marco Tardelli, uno degli eroi dei mondiali di calcio del 1982 in Spagna. Con la Juventus ha vinto 5 campionati e la sciagurata Coppa dei Campioni del 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, con 39 tifosi morti nel giro dell'ultima gara in bianconero. È passato alla storia anche per l'urlo dopo il gol del 2-0 nella finale contro la Germania a Madrid. Oggi spegne 49 candeline anche lo showgirl Alessia Merz. Dopo i fotoromanzi ha debuttato in TV nel programma Non è la Rai, quindi è stata scelta da Antonio Ricci come velina per la stagione 1995-96 di Striscia la Notizia assieme a Cristina 40. Successivamente si è cimentata come attrice in film e fiction televisive e come conduttrice televisiva. Infine buon compleanno all'attore francese Pierre Cossot, oggi 62enne, che ha fatto innamorare tante ragazze quando è apparso nel suo primo film, Il tempo delle mele 2. Dopo il cinema e la televisione si è dedicato ai viaggi in barca a vela, attraversando l'Atlantico e il Pacifico prima di stabilirsi in Polinesia. La gente quella sera del 1958 era andata ad ascoltare Natalino Otto e Flo Sanson. Nessuno poteva immaginare che sul palco della sala da ballo cremonese, in occasione della sagra di Rivaloro del Re, avrebbe conosciuto un talento assoluto. Quello fu il debutto di Mina, che per la prima volta quella sera si esibiva in pubblico insieme al gruppo degli Happy Boys. Aveva solo 18 anni. Sono ben 150 anni che consumiamo i pomodori in cucina, ma forse non sapete che c'è stato un tempo in cui venivano considerati velenosi e un altro in cui venivano considerati dei frutti. Fu solo dopo un decreto della Corte Suprema americana del 1893 che vennero dichiarati ortaggi. Composti dal 94% di acqua, i pomodori sono degli ottimi dissetanti, utili anche per la linea, in quanto poveri di grassi e di carboidrati. E ora scopriamo cosa ci riservano le stelle con i consigli del nostro Marco Amato. Buona domenica e buon autunno ai 12. Oggi il sole entra in bilancia all'equinozio d'autunno e finalmente inizia un'altra stagione zodiacale. Ariete, inizia l'opposizione del sole nei vostri gradi. Quando i valori sono in bilancia, chiaramente c'è un calo di energia, ma non per questo vi darete per perdenti, anzi, obiettivi e ambizioni sembrano aumentare. Toro, la giornata di oggi è l'ideale per scaricare tensioni, per rilassarvi, per farvi avvolgere dal partner, con cui dovrete badare bene però in serata a non essere polemici. Gemelli, la giornata di oggi prevede l'inizio di un trigono meraviglioso in quanto è iniziata una stagione a voi molto compatibile, l'autunno, il sole entra in bilancia, stupendo trigono che vi ripaga e rinfranca di tutte le energie che avete perduto in questi ultimi mesi un po' cervellotici e stressanti per voi. Bene, è una nuova epoca. Cancro, inizia la quadratura del sole. La presenza del sole in bilancia è sempre uno dei periodi dell'anno per voi più forti, che vi danno la misura del limite e anche di quello che razionalmente bisogna fare per concretizzare i vostri sogni. Quindi siate razionali e siate piuttosto molto oculati nello stringere rapporti di lavoro e nel patteggiare su qualcosa di importante. Leone, il sole
Sole finalmente diventa amico e adesso godrete di un sestile, il vostro astro in Bilancia brilla bene per voi e dà forza ad una Venere che vi vogliono di nuovo protagonisti. Il Sole è di terza casa ideale, per cui la vostra socialità aumenta molto di più. Vergine, il Sole oggi abbandona i vostri gradi, non è più il vostro periodo zodiacale, inizia però un periodo di maggiore concretezza e finalmente il Sole che illumina la vostra seconda casa ideale vi fa entrare dei soldini e vi ripaga di tanti sacrifici. Beh, c'è di che essere contenti. Bilancia, buon compleanno, inizia la vostra stagione autunno, che dirvi più di così, con un Marte focoso e con il Sole vincenti per natura, questo sarà un mese indimenticabile per voi. Scorpione, l'appoggio del Sole viene perduto, non è più in sestile, ma entra nella vostra 12ª casa per dare chiarezza all'anima e finalmente per pulirla e per mondarla da tutta una serie di pastoie emotive di cui non ne potevate più. Nuova stagione, nuova epoca, nuovi amori. Sagittario, finalmente il Sole smette di depauperare le vostre energie e anche se qualche scossa familiare potrebbe essere in agguato, siete assolutamente più rinfrancati, vigili e soprattutto redivivi nelle relazioni amicali e relazionali. Capricorno, inizia la quadratura del Sole in Bilancia. Oggi potrebbe essere un giorno in cui anche le vostre emozioni affettive subiscono uno stop. Nulla di grave assolutamente, ma tornate a essere, come al solito, un pochino più razionali. Acquario, stupenda notizia per voi visto che il Sole entra in Trigono, è una domenica e un autunno che iniziano benissimo, vigorosamente con Marte, con la solarità e l'augurio di un Sole che porta fortuna e positività. Pesci, gioite, il Sole finalmente ha smesso la sua opposizione e questo periodo un po' complesso finalmente vi lascia liberi di esprimere voi stessi e di dedicarvi a voi. Aumenta comunque il benessere in termini di salute e in termini di prospettive positive. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata, che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. In gara c'erano Capelli Turchini, La Bella Topina, Giro Tondo dei Fumetti e Lettera a Pinocchio. Il 24 settembre del 1959 andò in onda per la prima volta alla Rai Lo Zecchino d'Oro, presentato dal mago Zurlì, ovvero Cino Tortorella, al Teatro dell'Arte di Milano. Fu l'esordio della più famosa competizione canora per bambini in Italia. Era destino che andasse così. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase? Quello che per noi è scritto nel destino, predestinato, in inglese si traduce con on the cards, letteralmente sulle carte, facendo anche in questo caso riferimento a qualcosa di mistico e quasi divino, già previsto per ognuno di noi. Non perdete neanche una puntata del Manacco, recuperate tutti gli episodi direttamente su YouTube sul canale Sicilia Play. Lina Bruna Rasa debutta a 18 anni al Politeama di Genova, nel Mefistofele di Boito. Toscanini la vede e decide di prenderla subito con sé. Ha inizio il suo successo. Poi incontra Mascagni, che la consacrerà nel ruolo di Santuzza nella sua cavalleria rusticana. Ma come spesso accade, al successo segue il declino. Cominciano infatti i primi segni di una sofferenza psichica destinata ad aggravarsi. Fuori dalla scena Lina è un'altra, apatica, taciturna e presto si vocifera di un suo tentato suicidio. L'ultima sua cavalleria è del 1942, dopo seguono 36 anni di ricovero in ospedale psichiatrico. La grande interprete soccombe alla malattia più melodrammatica di tutte, la follia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Mi interessa molto il futuro, è lì che passerò il resto della mia vita. Vi auguro una buona giornata e anche domani una nuova puntata del Manacco.